65esima edizione del Palio dei Normanni, siamo alla seconda giornata, la tanto attesa Giostra del Saraceno. Manca veramente poco, è tutto pronto. Oggi sarà una giornata speciale perché le nostre telecamere riprenderanno realmente per intero tutto quello che accadrà all'interno del campo. C'è tanta emozione e io sono qui insieme al coordinatore generale Dino Vullo. Ultimi istanti prima di aprire la Giostra del Saraceno edizione 2020. Oggi l'abbiamo detto, ieri era l'innovazione, oggi è certamente la tradizione. Oggi i quattro quartieri si sfideranno a colpi di mazze, di lance, di giavellotti per contendersi il famigerato e importantissimo vessillo della nostra patrona Maria Santissima delle Vittorie. Tra poco l'area sarà frizzante, sarà elettrica, sarà direi quasi esplosiva nel migliore dei modi, in senso positivo ovviamente, perché adesso ci sarà la possibilità davvero di far divertire tutti e di far soprattutto partecipare la gente nel modo che conosce di più. C'è tanta trepidazione, noi siamo riusciti anche a cogliere qualche intervista che faremo vedere poi nel corso della nostra diretta. Inizieremo veramente fra poco, quindi seguiteci sulla pagina Facebook del Palio dei Normanni, sulla pagina Assessorato Turismo e Spettacolo di Piazza Armerina e sulla pagina di Io Compro Siciliano, YouTube e LinkedIn. Ma vorrei chiamare qui, coordinatore Dino, vorrei chiamare anche una figura che è una figura presente. Lui è un po' un racconto, un po' lo vive, insomma vorrei chiamare qui accanto a me Cateno, ecco. Cateno, buonasera. Ci siamo, c'è molta tensione, ansia. Cioè stiamo completando, siamo alle battute finali, speriamo bene che tutto vada bene e che vinca il migliore, speriamo bene. Siamo qui, ci vediamo nel corso della serata. Che vinca il migliore dunque, seguiteci, fra poco ci vediamo.